scorsa notte a Susegana, auto con 5 persone a bordo esce di strada, si ribalta, poi prende fuoco. Gli occupanti se la cavano con lievi ferite. È stato forse un colpo di sonno a provocare l'incidente al casello di innesto tra Superstrada Pedemontana Veneta e A27. Auto abbatte la sbarra e distrugge la cassa automatica, illesi i giovani a bordo. 2 cani e 2 gatti provenienti dalla Bosnia per essere adottati sono fuggiti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è stata coinvolta in un incidente. L'appello dei volontari per ritrovarli. Continua il dibattito dopo la rissa di venerdì sera di fronte all'ex caserma Serena. Intanto una residente racconta sabato scorso violenta lite nel cortile della struttura a colpi di sassi e rami. Estate di cantiere Treviso, dall'ex Salsa alla scuola Stefanini, che dovrebbe essere inaugurata prima di Natale. Il punto dell'assessore Zampese. Sicurezza, parcheggi, traffico, tante le criticità denunciate dai residenti del quartiere San Zeno di Treviso. Il centro-sinistra avvia una raccolta firme. Casugana deve ascoltarci. La storia di Giulia e la lotta contro il cancro al seno, scoperto grazie alla frase pronunciata da un amico. Mi aveva consigliato di dimagrire, l'ho ascoltato e mi sono salvata la vita, racconta. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli diversi, gli incidenti stradali registrati nelle ultime ore sulle strade della Marca. Il più grave è accaduto la scorsa notte a Susegana, a Colfosco per l'esattezza, dove 5 persone sono rimaste lievemente ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, si è ribaltata e ha preso fuoco. Poteva avere conseguenze drammatiche il grave incidente accaduto la scorsa notte a Colfosco di Susegana. A ricostruire la dinamica i carabinieri intervenuti in via Mercatelli Sant'Anna poco prima di mezzanotte. La BMW condotta da un 31enne di Quinto di Treviso nell'affrontare una curva è uscita di strada finendo contro un muretto in cemento che costeggia la provinciale 34. L'impatto è stato violentissimo, la vettura si è capovolta prima di essere avvolta dalle fiamme. Fortunatamente le 5 persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo prima che l'incendio distruggesse l'auto. I 5 feriti sono stati subito presi in cura dai sanitari del SUEM e trasportati all'ospedale di Conegliano. Si tratta, oltre al conducente, di 2 diciottenni di Pieve, Fara di Soligo, di un 21enne di Follina e di un 25enne di Sernaglia della Battaglia. Dopo le cure del caso, al pronto soccorso sono stati tutti dimessi, con prognosi che vanno dai 7 ai 15 giorni. In via Mercatelli hanno lavorato anche i vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza il luogo. La provinciale è rimasta chiusa per circa 2 ore per consentire ai soccorsi e ai militari dell'Arma di effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che solo per un miracolo non ha avuto un epilogo drammatico. Danni ingenti alle strutture ma nessun ferito invece nell'incidente accaduto sempre la scorsa notte a Spresiano, in prossimità dell'innesto tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'autostrada A27 in direzione Montecchio Maggiore. Poco prima delle 2 una Fiat Punto con a bordo alcuni giovani ha letteralmente divelto la sbarra, la cassa automatica e parti delle barriere divisorie tra le corsie. All'origine dell'incidente probabilmente un colpo di sonno del conducente. Questa mattina 2 corsie erano ancora interdette alla circolazione, ma già verso le 11 tutto è tornato alla normalità grazie ad un intervento lampo dei tecnici di ASPI e SPV subito dopo l'incidente per permettere il traffico sostenuto in direzione mare in questo primo weekend dell'estate. I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia stradale. Un incidente è accaduto all'alba di oggi intorno alle 6 lungo l'autostrada tra Cessalto e San Stino di Livenza in territorio di Cessalto, dove un furgone con alcuni animali da adottare si è schiantato. Proveniva dalla Bosnia, stava andando in direzione Milano. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. L'uomo e la sua aiutante, entrambi bosniaci, sono rimasti feriti in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Nell'impatto si sono aperte le porte del van e alcuni animali sono fuggiti nei campi circostanti. Si tratta in particolare di 2 cani e 2 gatti. Il cane nero si chiama Uli, è un maschio di taglia media, il cane chiaro si chiama Lili ed è una femmina di taglia piccola, entrambi sterilizzati. I cani sono muniti di tutta la regolare prassi sanitaria e hanno microchip bosniaco. Altri cani e altri gatti che erano a bordo sono invece già in sicurezza al rifugio Zampese
Zampa nel cuore di Udine. Naturalmente l'appello dei volontari a chiunque veda gli animali di mettersi subito in contatto con l'associazione Zampa nel cuore, sezione nord-est. Dopo la rissa di venerdì sera all'esterno dell'ex caserma Serena di Casier, il racconto di una residente di un'altra lite successa sabato scorso all'interno, nel cortile della struttura, a colpi di sassi e rami d'albero. All'improvviso una trentina di immigrati residenti all'interno della caserma Serena si è precipitata in strada prendendosi a calci e pugni, attraversando il fosso, finendo fino nel campo di grano accanto per svariati minuti, il tutto sotto gli occhi increduli dei cittadini che stavano ritornando alle proprie case. Andrea Peraccin, consigliere comunale di Casier, venerdì stava rientrando a casa ad Ausson quando si è trovato nel mezzo della rissa scoppiata di fronte all'ex caserma Serena. È stato lui a girare il video che in pochi minuti ha fatto il giro del web e dei social. Quanto avvenuto riaccende i riflettori sulla struttura e i confini tra Treviso e Casier e che, dai dati a disposizione dei sindaci, ospiterebbe attualmente circa 400 persone. Chi abita qui, quasi rassegnato, riferendosi alla rissa di venerdì sera, parla di episodi continui di tensioni tra gruppi di nazionalità diverse pressoché quotidiane. E ora arriva la testimonianza di una residente che vive in un'abitazione a poca distanza dall'ex caserma e racconta di una violenta lite scoppiata sabato 14 giugno all'ora di pranzo. Sentiamo un mormorare che si fa sempre più intenso. Io oramai conosco e riconosco il preludio alla rissa e difatti mi affaccio alla finestra e vedo che un gran movimento di gente. Pochi istanti e la situazione, come racconta sempre la testimone, degenera. C'è stato quasi un vero e proprio assalto e di lì a poco è scoppiato il putiferio. Ho visto gente che scappava dappertutto, gente che lanciava pietre, quindi si sono trattati proprio a sassate, e poi ho visto sradicare dagli alberi numerosi rami che sono stati utilizzati come bastoni per picchiarsi. Così ho chiamato subito la polizia. Gli agenti sono intervenuti riportando la situazione alla normalità, ma ci sono altre situazioni che preoccupano i residenti. Un paio di volte abbiamo visto dei ragazzi che con una felpa e il cappuccio sul capo scavalcano il muro di cinta della caserma passando all'interno del nostro complesso e vanno fuori attraverso il cancello delle auto che da noi è sempre aperto, probabilmente per eludere dei controlli non so di che tipo. Questo l'ho visto io con gli occhi miei. Il centrodestra torna a chiedere la chiusura della struttura. Espulsione immediata perché è stato protagonista di questa rissa e chiusura della caserma Serena. Ce lo chiedono i residenti ormai esausti di vivere quotidianamente queste spiacevoli situazioni. E sulle richieste di chiusura interviene Gigi Calesso di Coalizione Civica, che dice: è dal 2018 che il sindaco Conte e Salvini chiedono la chiusura dell'ex Serena. Sono passati 7 anni in cui il leader leghista è stato al governo, ricoprendo anche gli incarichi di ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, e attualmente al Viminale siede Piantedosi, politicamente molto vicino a Salvini. Ben lungi dall'essere chiuso, il centro d'accoglienza dell'ex Serena ha visto aumentare gli ospiti, e questo anche a causa delle misure volute proprio dal ministro Salvini, che hanno penalizzato l'accoglienza diffusa, che per noi del centro-sinistra è sempre stata la soluzione da preferire ai grandi centri. Va da sé, conclude Calesso, che non si capisce come mai la decisione di chiudere il centro dovrebbe essere presa adesso, se non l'è stata in tutti gli anni precedenti in cui il leader leghista è stato al governo. Voltiamo pagina e facciamo il punto sui tanti cantieri a Treviso con l'assessore comunale Zampese. Il cantiere di Stefanini è sbloccato da parecchio tempo, stiamo seguendo perfettamente il cronoprogramma e noi abbiamo la finestra delle vacanze di Natale per fare lo spostamento.
Partendo dal tribolato cantiere delle Stefanini, con demolizioni impreviste nei mesi scorsi e passando per tutti quelli ancora aperti, l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese traccia un prospetto di quello che sta accadendo in città. Ferite aperte che vanno via via chiudendosi nel rispetto dei tempi imposti dal PNRR e compatibilmente anche con gli allacciamenti fognari. Ad oggi, se non vi sono poi imprevisti di natura maggiore, noi siamo con i tempi rispettati. Abbiamo circa una trentina di cantieri, quasi tutti PNRR, dove stiamo procedendo. Ieri sono andato a visitare anche il quartiere di San Liberale, lo facciamo settimanalmente, anche lì dobbiamo dare una stretta proprio per liberare la popolazione sia dai lavori che abbiamo fatto con ATS, lavori epocali delle nuove fognature che collegheranno San Liberale al depuratore comunale, ed è la prima volta in Italia che si collega un intero quartiere a un sistema nuovo fognario, e anche poi la riqualificazione ambientale e sociale del villaggio. Anche sull'ex caserma Salsa i lavori di bonifica del terreno hanno rallentato le procedure. Stiamo dialogando con la provincia e con l'ASL, siamo fermi alla caratterizzazione, abbiamo già avuto le modalità per fare la bonifica e quindi abbiamo ripreso i lavori nel fabbricato A, che sarebbe quel fabbricato che poi cederemo all'Università di Padova. L'assessore nel fine settimana è stato anche impegnato nella campagna leghista dei gazebo voluta dal segretario Stefani, che ha visto oltre 1000 punti di contatto tra militanti e cittadini. Uno dei temi sui quali più sono arrivate domande è stato quello del recente decreto sicurezza. Stiamo illustrando il decreto sicurezza che è stato votato, quindi la restrizione per soprattutto i reati sociali, quindi stop ai borseggi, alle occupazioni abusive di case che comunque non permettono di dare le case a chi è in graduatoria, che giustamente è in graduatoria e che aspetta, stop alle violenze, stop ai blocchi stradali, e anche ci sono 14 nuovi reati che soprattutto legati a quello che una volta, anche sbagliando, si chiamava microcriminalità e che invece è molto, molto impattante sul tessuto sociale dei cittadini. Banchetto della coalizione di centro-sinistra nel quartiere San Zeno a Treviso per chiedere all'amministrazione comunale maggiori tutele sul traffico e sulla sicurezza della zona. Un quartiere strangolato dal traffico e dalla velocità degli automobilisti, quello di San Zeno, e per il quale tutta la coalizione del centrosinistra si sta mobilitando per portare all'attenzione dell'amministrazione nuove istanze di vivibilità. Attraverso un banchetto per raccogliere firme, i leader dell'opposizione intendono far di nuovo arrivare la voce dei cittadini nelle stanze di Cassugana. Abbiamo percepito da parte dei cittadini una vera emergenza traffico in questo quartiere. Via San Zeno e via Ghirada sono un problema per il traffico e per l'utenza più fragile, i bambini, gli anziani, che oggi anche con la cancellazione della linea 7 della MOM, che è stata trasformata in autobus a chiamata, rappresenta una criticità. Allora sul tema della viabilità noi chiediamo risposte, chiediamo maggiore presenza da parte dell'amministrazione, come anche sul tema dei parcheggi relativi alla stazione. Un quartiere che chiede anche parcheggi adeguati, controllo dell'abbandono dei rifiuti e interventi mirati come cura del verde e tutela delle persone più fragili. Richieste già sottoposte al sindaco Mario Conte, alle quali se ne aggiungono due di nuove. Che sono quella relativa ai sorvoli degli aerei, perché da qualche anno i sorvoli degli aerei si fanno anche sulla città di Treviso e non più solo su Quinto, e la seconda preoccupazione che ci è stata espressa durante l'assemblea e che trovate anche nella raccolta di firme è quella che la zona rossa della stazione comporti il trasferimento di fenomeni di disagio, di devianza, di microcriminalità da questo lato. Un trasferimento di fenomeni di microcriminalità che preoccupa i cittadini più a ridosso della zona rossa, istituita dal 26 maggio nel quadrante della stazione e che dovrebbe scadere intorno al 6 luglio, a meno che non venga reiterata. Quando certe persone vengono allontanate da determinati luoghi non scompaiono nel nulla, si trasferiscono da qualche altra parte, e i cittadini di San Zeno temono che il trasferimento avvenga da questo lato della stazione, cioè nel quartiere di San Zeno.
Inaugurata a Cordignano una nuova rotatoria fondamentale per la sicurezza e la gestione del traffico lungo la provinciale 71. L'applauso del pubblico, inauguriamo ufficialmente la rotatoria strada provinciale 71. Montenero via Trento, ma soprattutto una viabilità migliorata alla grande. Taglio del nastro della nuova rotatoria lungo la provinciale 71 a Cordignano. Si chiude così il cantiere di un'opera strategica per la messa in sicurezza di un incrocio particolarmente critico in località Pinidello. Era un'opera molto attesa sia dai residenti sia anche da chi quotidianamente attraversa questo snodo viario. Era un punto critico della nostra viabilità, oggi siamo molto contenti di averlo risolto. Lo abbiamo risolto sia in termini di sicurezza ma anche di riduzione di tempi di attesa per attraversare l'incrocio. Un'opera da 325.000 euro, di cui 132.500 finanziati dalla provincia di Treviso e 192.500 dal comune di Cordignano. I lavori hanno consentito anche di realizzare nuovi percorsi pedonali, oltre che di installare un impianto di illuminazione pubblica LED. Stiamo andando risolvendo punti neri della provincia che, oltre a mettere in sicurezza, concorrono anche a una migliore sostenibilità. Una volta qui in questa strada c'erano spesso colonne, oggi le macchine, come vedete, scorrono veloci. La politica, perché mentre a sinistra si va verso la candidatura ufficiale di Giovanni Manildo a presidente della regione Veneto, a destra la Lega scalda i motori scendendo in piazza con banchetti informativi in attesa del nome del candidato. Come da richiesta del segretario Alberto Stefani, la Lega è scesa in piazza con i suoi gazebo per metterci la faccia, come recitano i volantini distribuiti ai cittadini, e per chiedere anche a loro le proposte per il Veneto del futuro. Nel centrodestra si è sempre in attesa di stabilire il candidato che verrà, quando ormai pare certo che a Roma il veto sul terzo mandato sia definitivo. Antonio Tajani di Forza Italia ha chiuso in settimana ogni discussione sull'argomento e Salvini non pare dispiacersi troppo del futuro di Luca Zaia, purché sia Alberto Stefani il candidato a sfidare Manildo. Terzo mandato, per l'amor di Dio, a me farebbe piacere Zaia. Se Zaia non dovesse essere riconfermato con il terzo mandato, la Lega ha persone adeguate con profili e spessori che porteranno sempre i valori della Lega a livello regionale e nazionale. Mi sembra però che sul terzo mandato si sia un po' chiuso il capitolo recentemente. Peccato, perché se è vero quello che ho visto anche da parte di Forza Italia, queste continue chiusure, insomma, vuol dire non dare seguito a chi ha amministrato bene. Questo è un punto di domanda che mi chiedo perché, e soprattutto chi ha fatto bene secondo me dovrebbe andare avanti sempre. Spaccature quelle con alcune parti della maggioranza del centrodestra che non preoccupano eccessivamente il capogruppo Schiavon, che si dice certo che quando si dovrà decidere sul candidato e quando si andrà al voto, la coesione delle forze in campo sarà totale. Ma non vedo motivi perché non si debba andare uniti, quindi per me penso anche di sì, poi chi vivrà vedrà. Tanti progetti che coinvolgono i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Treviso, tra questi anche uno sulla musica trap, come quello che ha coinvolto il giovane femminicida e che tante polemiche ha sollevato. Aiutare i detenuti del carcere minorile a prendere consapevolezza di quanto commesso per poi favorirne il reinserimento una volta scontata la pena. E questo è uno degli obiettivi dei tanti progetti che entrano tra le mura dei penitenziari, come quello dell'associazione romana Crisi come Opportunità, che coinvolge i ragazzi nella scrittura di una canzone, come il brano prodotto dal giovane accusato dell'omicidio di Michelle Causo, uccisa a Roma nel 2023 e poi abbandonata in un carrello della spesa tra i rifiuti. Si usa la musica trap perché è un veicolo proprio per far emergere la consapevolezza di quello che si è fatto. Ovviamente noi non sappiamo che reato hanno commesso i ragazzi che partecipano al percorso. La canzone scritta dal giovane killer di Michelle molte polemiche ha suscitato per essere uscita dal carcere minorile di Treviso finendo sui social. La canzone non è partita dal carcere, ok? Non era finalizzata a essere pubblicata.
Un progetto che in un secondo momento coinvolgerà proprio la cooperativa Comunica, con la creazione di una sorta di gioco in scatola che, partendo da alcune frasi tratte da queste canzoni rap, porterà a riflettere sulla legalità. E che farà riflettere sul fatto che le scorciatoie non portano a vincere. E la realtà del carcere è entrata anche nel docufilm realizzato dall'Istituto Comprensivo di Villorba Povegliano grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura e dell'Istruzione che ha permesso ai ragazzi di conoscere le storie di alcuni ex detenuti. In particolare di uno che hanno proprio seguito durante il lavoro in cooperativa alternativa e hanno capito il suo vissuto in carcere, anzi prima del carcere, in carcere e il cambiamento che è avvenuto dopo il carcere, di persona che rimane in cooperativa alternativa perché vuole aiutare altre persone. Il carcere non deve avere solo una funzione punitiva, spiega ancora Marconi, ma si deve pensare di creare nella persona una consapevolezza di quello che ha fatto. Non vuol dire un dimenticarsi di quello che è successo prima, vuol dire, come dicevo prima, vivere con il peso di quello che si è fatto prima, di quello che si è sbagliato, però cercare che il resto della propria vita vada in una direzione diversa. E i detenuti del carcere di Santabona hanno riparato 10 biciclette, consegnate ora alla FIAB, che a sua volta le metterà a disposizione di altrettante donne migranti dopo un corso di formazione in autunno. Dieci biciclette destinate a 10 donne migranti, passate attraverso le mani operose di adulti detenuti nel carcere di Santabona. Una rete sinergica con capofila iCare per restituire vita e dignità alle persone e anche ai mezzi a due ruote lasciati a marcire nei depositi comunali, provenienti da furti o abbandoni e mai più reclamati. Insieme alla cooperativa Alternativa Ambiente e al Comune di Treviso, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta si è fatta carico di trovare le 10 bici da riparare che sono state ora consegnate. Dal Comune di Treviso abbiamo ottenuto 10 biciclette usate da sistemare veramente. Le abbiamo date alla cooperativa del carcere di Santabona che ha provveduto a sistemarle a pagamento. Dunque abbiamo 10 biciclette, 582 euro che FIAB anticipa perché il progetto è finanziato dalla Regione Veneto. Un progetto più grosso seguito da iCare che tiene dentro tante altre finalità. Le bici restano in custodia a FIAB Treviso fino all'autunno, quando troveranno nuove proprietarie dopo un breve corso introduttivo. Facciamo un breve corso di scuola guida, di codici della strada e poi una volta che vediamo che sono autonome regaliamo loro le biciclette sperando che le usino per lo scopo di andare in giro, di accompagnare i bambini a scuola, andare a trovare l'amica e tutte queste cose qua. Corsi che FIAB aveva già fatto con il progetto Monigo Migranti e che si prepara ad offrire anche ad altri cittadini residenti. Nel prossimo autunno cominceremo a progettare dei corsi di educazione alla bicicletta e soprattutto alla sicurezza per quelle giovani mamme e giovani padri che non hanno ancora il coraggio di prendere il seggiolino per portare i figli alla scuola materna o altrove. Sarà soprattutto rivolto a loro. E adesso la storia di Giulia Erdogan, turca d'origine ma da 33 anni a Macerata sul Piave, e della sua lotta contro il tumore al seno e di una frase che le ha salvato la vita. Quando lui mi ha detto, ma io noto quando tu cammini hai affanno che forse tu dovresti un po' perdere peso, ho capito che ero forse un po' troppo carne per lui. Per lui ho deciso di dimagrire, per farmi piacere lui, che io che non ascolto mai nessuno. Infatti, grazie a questa persona ho cominciato questo mio percorso di salvarmi la vita. Una frase che sicuramente non ha fatto piacere a Giulia, quella pronunciata da un amico speciale, ma che lei, testarda per sua stessa missione, ha deciso comunque di ascoltare, salvandole la vita. Apertura per me è che dove ho conosciuto il mio nemico che cresceva dentro di me tutti i giorni. E io con questo nemico, fino a quel giorno, avevo fatto le vacanze, ero andata a lavorare, avevo portato a passeggiate il cane, avevo lavato i piatti, era con me. Giulia, 49 anni, di origini turche, dal 33 in Italia, decide di ascoltare quel consiglio e dopo aver perso 3 kg capisce che c'è qualcosa che non va. A settembre ho capito che c'era qualcosa che non andava perché è venuto fuori la malformazione al seno e subito ho fatto tutte le analisi, test velocemente, è venuto fuori questo tumore al seno
abbastanza grave, aggressivo. Da quel momento inizia quel lungo, doloroso percorso che affrontano molte donne, la chemioterapia, la perdita dei capelli, il corpo che cambia per le cure. 35 giorni fa si sottopone ad una mastectomia bilaterale. Una battaglia da 9 mesi, come esattamente dato, c'è tempo di una nascita, no? Di un bambino. È bello vedersi rinascere. Durante questi mesi viene raggiunta dalla madre che dalla Turchia le sta accanto dandole la forza di sorridere, scoprendo dai colleghi agli amici un'enorme solidarietà. E poi ci sono 2 frasi che cambiano a Giulia il modo di affrontare la malattia. La risposta del chirurgo senologico alla sua domanda se potrà mai farcela. E lui mi ha detto: ma lei quanti chilometri fa al mese? Ho detto: ma quasi 2000, 3000 per lavoro. E se fino adesso non è successo niente, perché deve morire proprio adesso con un tumore? Non lo prende, cioè non se la deve prendere come una questione che devo morire, ma lo prende come un segnale. Forse qualcuno le vuole mandare un messaggio, no? E da quel giorno in poi ho cambiato anche il punto di obiettivo. E quella dell'oncologa, alla quale Giulia manifesta il dispiacere per dover sacrificare l'estate per le terapie. Mi ha detto l'oncologo, ha detto: perché di quale estate ti preoccupi? Ti stiamo salvando tutti le estate sprecando questa. Questa malattia, ammette Giulia, mi ha cambiata in meglio, vedo il mondo con occhi diversi. L'ho presa perché mi ha voluto insegnare qualcosa, questa malattia. Io ho già imparato a non odiare, imparato a rispettare di più. Una Giulia migliore, quella di oggi? 100%. È mancato ad 87 anni Franco Testa, fu olimpionico a Roma nel 1960, gloria del ciclismo trevigiano. Aveva iniziato come dilettante dell'Unione Ciclisti Trevigiani, poi era passato professionista dal 65 al 67, partecipò anche alle Olimpiadi di Roma nell'inseguimento a squadre e fu vice campione olimpico nella stessa specialità alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Per 5 anni ha fatto anche parte della nazionale italiana. Franco Testa viveva a Mogliano Veneto, dove aveva aperto una macelleria. Il figlio Federico è parroco di Santa Bona, Treviso. Grande il rammarico da parte del presidente Ettore Renato Barzi, che esprime sentite condoglianze alla famiglia. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Una Treviso ricca di eventi ha accolto l'inizio dell'estate. Una città in festa, nelle sue piazze e nei suoi vicoli, trascorsi illuminati da giochi di luce riflessi nelle sue acque, con l'immancabile prosecco birra in mano e soprattutto la voglia di stare insieme. Una notte che ha celebrato il solstizio d'estate registrando il sold out in ogni luogo aperto al pubblico, con spettacoli dal vivo e atmosfere magiche, specie quelle create dalle proiezioni in pescheria da parte di Rock in Motion, organizzatrice di D'Acqua, primo festival dedicato all'acqua nell'ambito di Treviso Green Leaf. È il primo festival che celebra l'acqua, d'acqua connessi per natura, per ricordarci che questo elemento è vitale per noi, sia da un punto di vista proprio della materia di cui siamo composti, ma anche per l'importanza che ha per la nostra vita e lo sviluppo in generale di relazioni. Innumerevoli gli eventi organizzati, dagli spettacoli teatrali alle uscite in canoa, dalla pulizia dei fiumi alle passeggiate in bicicletta, un evento che certamente è destinato a ripetersi. Si è aperto un ciclo, secondo me, di eventi che potrà trattare la terra, l'aria e vedremo anche se non anche il fuoco, perché è giusto trattare tutti gli elementi. Musica anche in Piazza Pola, dove gli allievi del Manzato con gli amici hanno suonato dal pomeriggio a notte inoltrata, e anche a Santa Caterina, dove si è celebrato il concerto in ricordo di Luciano Setten, scomparso 3 mesi fa. Mai vista così viva anche Piazza Pio X, che ha ospitato la 3ª edizione di Treviso per il Bene. Tra lo spiedo portato dagli alpini di Giavera e il cibo preparato dall'Osteria Alloro, la cifra per la solidarietà ai medici volontari, grazie all'associazione Keystone, è certamente arrivata a destinazione. Oltre 250 i polli serviti ad almeno il doppio delle persone che si sono sedute ad un tavolo, segno che quando si tolgono le auto dal centro si crea spazio per una diversa convivialità. Secondo me è questo l'esatto modo per rendere più vivo il nostro centro, senza fare cose strane, ma rendendo la cultura, l'ambiente e, perché no, la musica a disposizione di tutti.
E a Castelfranco la rassegna estiva si chiama Oltremura ed è stata presentata con un ricco programma di eventi. Una estate culturalmente elevata che valorizzerà non solo le eccellenze del territorio ma anche gli spazi della città di Castelfranco Veneto. L'estate a Castelfranco è un invito ad uscire a vivere la città e il suo patrimonio, da qui il nome della rassegna di eventi e spettacoli Oltremura, perché il pubblico possa vivere ogni esperienza dentro e fuori le mura, a seconda della prospettiva con cui si pone. Teatro, danza, musica per un cartellone costruito ascoltando il territorio, con l'avvio di una coprogettazione tra enti e associazioni. Oltre 20 associazioni ed enti che hanno deciso di far parte dell'estate cittadina di Castelfranco Veneto. Un omaggio inoltre a un nostro illustre cittadino, Giusto Pio, con il quale iniziamo una mostra in collaborazione appunto con il figlio Stefano Pio nel foyer del Teatro Accademico e una serie di eventi collaterali. Il risultato è un ricco programma che apre le braccia a grandi e piccini per un'estate di cultura e divertimento. Spettacoli musicali nel giardino del Teatro Accademico, spettacoli per bambini nel centro cittadino. Ricordo Castello in Festa che aprirà, come dire, ufficialmente l'estate con musica ed eventi all'interno delle mura cittadine. Si è svolta questa mattina, come da tradizione, la 12ª edizione della commemorazione della battaglia del solstizio presso il Molino della Sega a Breda di Piave con il coordinamento del gruppo Giovani Alpini sezione di Treviso. Una battaglia combattuta tra il 15 e il 23 giugno 1918 tra l'esercito austro-ungarico e quello italiano, che si concentrò principalmente sul Piave con pesanti combattimenti proprio nella zona di Breda. Dopo l'alzabandiera e la deposizione della corona ai caduti, la benedizione del monumento e le parole delle autorità che hanno ricordato i ragazzi del 99, quei giovani che diedero tutto per la pace. Si fa sempre più vicina la scadenza per le prossime regionali previste in autunno. I partiti di fatto sono già in campagna elettorale. Dopo l'estate inizieranno gli incontri con i segretari nazionali e le personalità di spicco in un rito che si ripete ad ogni elezione. Ma come proponevano idee e progetti i big della Prima Repubblica? Sentiamo l'ex segretario della CGIL Luciano Lama, poi esponente del Partito Comunista, nel consueto servizio dedicato alla nostra storia. Si allunga la serie di ospiti di spicco nella Marca trevigiana per gli ultimi sgoccioli della campagna elettorale. Stamattina all'aeroporto San Giuseppe è arrivato di buon'ora Luciano Lama, ex segretario della CGIL, che ha ripreso l'attività politica nel Partito Comunista. Eccolo, colto al volo dal nostro microfono. Lama, nel suo giro in queste settimane, che impressione ha avuto? Si ha l'impressione che sia una campagna elettorale incentrata sullo scontro di CPSI? Beh, questo è certamente uno dei temi importanti della campagna elettorale, se non altro perché è la questione che pone il problema della ricostruzione o meno del pentapartito. Io credo però che nella realtà, cioè nel ragionamento che fanno gli elettori, sia presente largamente anche l'ipotesi che abbiamo avanzato noi, che è poi l'altra ipotesi credibile di questa campagna elettorale, cioè il problema dell'alternativa. Ecco, problema dell'alternativa che voi ponete come vostro punto cardine in chiave politica. Il compromesso storico è del passato? Sì, il compromesso storico è del passato, è un'esperienza che ormai sta dietro le nostre spalle e non mi pare proprio che ci sia alcuna possibilità, ammesso che ci fosse anche la volontà di ricrearla. Da parte nostra non c'è neppure la volontà, naturalmente. Ultima battuta sul Partito Comunista. Molti dicono è cambiato, sta cambiando, si sta, non vorrei dire spostando a destra, ma è un po' meno a sinistra del passato. È vero oppure no? Ma il nostro partito è un partito che cerca di esprimere le posizioni reali di gran parte del mondo del lavoro che tradizionalmente rappresentiamo e mi pare che la nostra posizione attuale sia da questo punto di vista fedele alla tradizione, cioè
Noi abbiamo una posizione che è quella che si richiama a questa grande maggioranza del mondo del lavoro, senza dimenticare che il governo del Paese esige naturalmente una comprensione reale degli interessi generali che noi ci sforziamo di rappresentare. Grazie e buon lavoro. Grazie. L'esponente comunista, che era accompagnato dal segretario provinciale Tiziano Gava, si è poi diretto a Conegliano per una manifestazione al Cinema Moderno. Con queste immagini d'archivio si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Adesso la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e ancora buona domenica.